c'è sempre la preoccupazione che le ragioni dei comuni che rispettano le regole, che si comportano bene, che sono virtuosi, non vengano rispettate, mentre vengano premiati sempre quelli che non le rispettano, che accumulano debito e che poi si trovano in difficoltà. Prelievo dal Fondo di solidarietà dei comuni per ripianare i bilanci degli enti locali in dissesto, amministrazioni di Casa Nostra in rivolta, e sul piatto non ci sono solo i 12 miliardi stanziati per il Comune di Roma, che hanno fatto trasalire i sindaci leghisti esplosi in commenti di ogni tipo sui social network. A Sant'Artemio l'associazione dei comuni ha riunito tecnici e amministratori per parlare del rischio di socializzazione, dice la presidente Barazza, delle perdite. Devono essere introdotti dei meccanismi che una volta per tutte tengano in considerazione e non tocchino le risorse di coloro che hanno rispettato le regole. Questo non deve essere fatto. C'è una domanda di fondo. Siamo una repubblica dove tutti sono uguali, dove tutti siamo messi sullo stesso livello? Non credo. In Veneto il dissesto praticamente non esiste, lo ha rimarcato anche il governatore Luca Zaia in Commissione Questioni Regionali parlando di autonomia, ma in Sicilia interessa il 50% dei municipi, in Campania il 34%. Di fronte a questa oculatezza e attenzione dei nostri amministratori, sindaci, regione, amministrazione regionale, eccetera, non può esserci che sdegno nel vedere che in alcune parti del territorio si continua a perpetuare questo tipo di soluzioni che sono quelli: arriverà qualcuno e pagherà il nostro debito, no? Non esiste che paghino i sindaci veneti o il territorio veneto debiti che vengono perpetuati ormai da decenni su territori ormai conosciuti. Coloro i quali hanno creato un buco importante hanno la possibilità di ripianarlo con piani di rientro territoriali. Emblematico il caso di Roma. È stato un fulmine a ciel sereno, perché andare a pescare dal Fondo di solidarietà per aiutare altri comuni, questo un po' lascia ferite a noi, perché già facendo i sindaci non è facile e non ci mettiamo nessuna medaglia sul petto, ma bensì sono solo cicatrici. Se poi addirittura facciamo di tutto per essere virtuosi, per rispettare i pareggi di bilancio, e questo poi fa venire il mal di pancia ai cittadini perché non vedo opere sul territorio, e poi ci arriva anche questa ennesima mazzata, non è simpatico. Se lo Stato vuol in qualche modo aiutare Roma, non si venga a pescare in quel fondo che è fatto delle risorse di tutti i comuni.